Ieri sera Empoli e Torino 1-1, Atalanta e Cittadella 2-2, Crotone Grosseto 0-0, a Frosinone Sassuolo batte Frosinone 2-1, Modena Portogruaro 3-1, Padova Livorno 3-2, a Pescara Novara Pescara 2-1, a Piacenza Albino Leffe Piacenza 3-1, Regina Ascoli 0-0, a Trieste Vicenza Triestina 1-0, Siena Varese è il posticipo di lunedì alle 20:45. La classifica: Atalanta al comando con 78 punti, Siena che giocherà come detto lunedì 74, poi Novara a 70, Varese 65, Regina 61, Padova 59, Torino 58 e queste qua sono le squadre come detto che si giocheranno la quarta piazza per i playoff perché la Regina oggi ha acquisito la aritmetica sicurezza di giocarli. Poi Empoli e Livorno 56, Pescara e Vicenza 53, Modena 52, Crotone 51, Grosseto 50 e qui comincia la danza dei play-out, Cittadella e Sassuolo 48, Ascoli, Albino Leffe e Piacenza 46. Queste sono le 5 squadre che si giocheranno l'ultimo posto, dovranno evitare il posto di retrocessione. Poi Triestina, Portogruaro e Frosinone, come detto, ahimè, retrocesse in prima divisione. I marcatori, sempre più al comando Pio Vaccari della Cittadella con 21 reti, in gol anche oggi, Bianchi del Torino a 19, poi è Bruscato anche lui in gol oggi a 18, Bertani per lui doppietta oggi a 17 con Bonazzoli, Cacia e Coralli, poi Calaiò del Siena a 16 punti. Nella partita della vita per la Triestina rientrano Longhi sulla corsia sinistra e Lunardini in mezzo al campo. Longoni sostituisce Capitan Testini infortunato. Vicenza senza Zanchi squalificato, al suo posto Tonucci al centro della difesa. Partita bloccata in avvio e poche emozioni. Godeas ci prova per primo, si gira in area al 18esimo ma il suo tiro è ben controllato da Russo. Ancora Godeas su calcio di punizione dal limite al 22esimo, il suo destro finisce al lato. Il Vicenza si affida al vivace Rossi, un suo cross al 29esimo mette in difficoltà Viotti. Il pallone finisce al suo l'assist per Morosini che tenta di sparare a rete ma la palla vola alta sulla traversa. Al 35esimo si fa vivo Bariti, l'esterno alabardato entra in area, Schiavi non affonda, il tiro impegna Rossi. La Triestina insiste, al 43esimo il tiro di Godeas filtra in area, Taddei disturbato dal suo compagno Longoni perde il tempo, si allarga per evitare l'uscita di Rossi e poi centra il palo. La svolta in apertura di ripresa, dopo appena 2 minuti Vicenza in attacco, un contrasto al limite dell'area libera ha Bruscato completamente solo il bomber, ha tutto il tempo di mirare e mettere a segno il suo 18esimo gol stagionale. Per la Triestina è notte fonda, manca la reazione, allora il Vicenza ha l'opportunità di chiudere la partita con Tulli che prima viene anticipato all'ultimo istante da Longhi, poi al 29esimo ci prova con un destro a giro che lambisce il montante. Solo il vecchio leone Godeas ruggisce ancora, l'ariete della Triestina ci prova di testa al 35esimo, Russo c'è. Di Godeas anche l'assist per Dettori che spedisce a lato dai 18 metri. Poi è Malagò ad avere l'occasione buona al 41esimo, da dentro l'area, stop e tiro, Russo chiude. In piano recupero è Armà, entrato al posto di Abruscato ad avere l'ultima occasione per il 2-0, il suo tiro a porta vuota viene respinto sulla linea. Si chiude così con nervosismo e con una retrocessione, una stagione disastrosa per la Triestina, già ripescata, un record negativo per la storia alabardata e sul futuro del calcio a Trieste ora grava una pesante incertezza. Salvezza acquisita invece per il Vicenza in una stagione interlocutoria. Nell'ultima Rocco migliore in campo per la Triestina e per tutta la partita Godeas, a Trieste Vicenza batte Triestina 1-0, la linea torna allo studio. Grazie. Ecco la fotografia del campionato della Triestina con Taddei che, ostacolato dal suo compagno di squadra Longoni, in completa solitudine davanti alla porta, riesce a divorarsi il più facile dei vantaggi colpendo il palo. Gli alabardati retrocedono in Lega Pro per il secondo anno consecutivo, perdendo al Nero Rocco 1-0 contro un Vicenza venuto a Trieste senza alcuna smania di fare la partita. Nulla o poco più da registrare nella prima frazione di gioco, dove le due squadre pensano solo a non farsi male in attesa di conoscere i risultati dagli altri campi.
Una punizione di Godeas di poco a lato e il tentativo di Tulli precedono il clamoroso errore di Taddei. Il secondo tempo riparte con il Vicenza immediatamente in vantaggio grazie al solito Elvis abbruscato. Fausto Rossi suggerisce per l'ex Torino che inebria col sinistro Cottafava e di destro supera Viotti. 18° gol in campionato per Abbruscato, che ancora una volta si dimostra terminale offensivo di un'altra categoria. Si devono attendere 25 minuti per vedere una reazione degli uomini di Salvioni. Longoni di testa suggerisce per Godeas che in spaccata non riesce ad impensierire Russo. Ci prova Tulli a chiudere i giochi, mentre da Piacenza arrivano pessime notizie per i padroni di casa che anche con un pareggio sarebbero retrocessi. Eppure inizia un tour de force degli labardati che in tutte le maniere cercano di ribaltare la gara, ma devono arrendersi davanti ad un Danilo Russo in splendida forma. Godeas di testa 2 volte, Dettori e Malagò dalla distanza non riescono a recuperare il passivo. Epilogo triste per una piazza che dopo 9 anni di serie cadetta sarà costretta a ripartire dall'inferno della Lega Pro. Ennesima stagione di mezza classifica per il Vicenza di Maran, che nel finale di campionato ha rinunciato a lottare per una Serie A che manca ormai da 10 anni.